Presento con il mio bagaglio non solo di imprenditore, ma di persona che ha operato nella rappresentanza e nel sociale per molti anni, ma in un progetto civico. Alcuni partiti hanno già espresso un favore al mio progetto, al mio essermi messo a disposizione in questo senso, altri no. Francesco Peghin per ora resta un candidato a sindaco civico. L'imprenditore non rivela ancora quali partiti del centro-destra lo sosterranno nella corsa alla carica di primo cittadino di Padova. Positivo al tampone al mattino presto, la sua prima conferenza stampa da candidato diventa una videoconferenza. Perché si candida? Il motivo è solo uno, la passione per la mia città, la passione a cui dedico molto tempo al di là della mia attività professionale da più di 20 anni, sempre per volontariato e sempre con un impegno proprio libero in favore della città. Citando Sanremo, mi vengono i brividi, dice, a pensare a quello che bisogna fare per Padova. Mi sono stati segnalati molti problemi: sicurezza, viabilità, turismo, impiego dei fondi PNRR del governo. Il sindaco Giordani, dice Peghin, spesso sembra distante e si gira dall'altra parte. Serve cambiare e serve cambiare adesso, perché questa amministrazione, a mio modo di vedere, non è in grado di gestire i fondi che arriveranno con il PNR per riqualificare Padova nella sostenibilità. La viabilità, che è critica in tutti i punti di ingresso alla città. Ponte di Godarzere stanga su tutti, per non parlare di Corso Milano, attacca Peghin, e del cavalcavia Borgomagno, su cui si sono raccontate, dice, bugie e barzellette. E sull'inquinamento, la componente ambientalista della maggioranza si è dimostrata incapace di affrontare il problema.